essere. Contano i danni nei comuni dell'Asolano colpiti ieri sera dalla bomba d'acqua e dagli allagamenti, danni ingentissimi, super lavoro di Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Il sindaco di Cornuda chiede lo stato di calamità. Mai vista una cosa del genere, le voci di residenti e artigiani danneggiati dall'esondazione dei torrenti, e c'è chi crolla in lacrime davanti alle nostre telecamere. Autonomia, domani al via ufficialmente a Roma il negoziato tra governo e Veneto. Il governatore Zaia guida la delegazione regionale all'incontro con il ministro Stefani. Infortuni sul lavoro, la regione vara il piano strategico per la sicurezza. Sul piatto 9 milioni e mezzo e 8 aree di intervento come nuovi tecnici Spisal, più controlli, formazione e semplificazione. Il Veneto ai vertici nazionali per il consumo di suolo nel 2017, il dato dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale. Il cadavere di un quarantenne vicentino trovato in un fossato da un agricoltore. L'uomo era morto ore prima con la moto dopo una sagra. Lite finisce a coltellate a Sottomarina, in strada, 42enne ferito gravemente, l'aggressore scappa ma viene bloccato e arrestato dopo alcune ore per tentato omicidio. Baby gang in azione nel suo comune, così il sindaco di Schio scrive al ministro dell'Interno chiedendo un suo intervento. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto. Avete sentito dunque l'ampia pagina di apertura dedicata a quanto accaduto ieri nel tardo pomeriggio, i gravi danni causati dalla bomba d'acqua che ha colpito la pedemontana asolana. Danni a Cornuda, che chiederà lo stato di calamità, Pederobba, Maser, dove è crollata una porzione del muro di cinta di Villa Barbara, Monfumo. Siamo andati tra la gente a raccogliere la commozione e la rabbia in queste ore. Che sentimento è? Non lo so, da piangere. 100 millimetri d'acqua caduti nell'arco di un'ora, 2 canali, il Rubianco a Cornuda e il Nassona a Pederobba che esondano trasformando le strade in torrenti, allagando scantinati e aziende. La stessa fascia di Pedemontana, battuta nei giorni scorsi da una violenta grandinata, ha vissuto quella che più d'uno definisce una notte da incubo. Cornuda, Pederobba, Maser, Monfumo, 23 interventi dei Vigili del Fuoco tra le 8 di ieri sera e le 3 del mattino per limitare i danni e liberare case e giardini dall'onda di acqua e fango. A Cornuda situazione critica in centro tra via Zanini e via Alighieri. Avete già fatto una conta? No, non l'ho fatta, io ho visitato qualche azienda, io penso che comunque non andremo distante per adesso dai 200.000 euro. Io ho già interpellato l'assessore regionale Bottacin, che tra l'altro ieri sera a mezzanotte era qui con noi, e chiederò naturalmente lo stato di calamità naturale. Danni ingenti all'officina Zavarise sulla strada principale. Con portoni chiusi ieri sera l'acqua. Il livello si vede con computer, tutte le linee delle revisioni da buttare, c'è tutto da buttare. Avete fatto un conto? Stamattina sono venuti già i tecnici per permettermi di lavorare il prima possibile, mi hanno detto che almeno in 5-6 giorni e a spanne siamo sui 80.000 euro. Una bella batosta. Sì. Non è andata meglio in questa casa di Villa Raspa. Sindaco e protezione civile sono arrivati mentre il Nasson rompeva gli argini. Pian piano l'acqua è salita, credo in un quarto d'ora sia salita in maniera abbastanza impressionante. Ecco. Si era mai verificato? Fino a coprire questo abitato qui, e non solo, perché come ho detto in mezzo al cortile eravamo abbastanza alti anche lì. E anche per queste famiglie si cercherà di fare qualcosa? Sì, è fuori dubbio che devono essere presi dei provvedimenti in modo che vengano risarcite dei danni che hanno avuto. Le chiedo solo una cosa solamente, che sentimento si prova a vedere questo in casa propria, nella propria attività? Indescrivibile. Basta. Si lavora anche nei campi che non scolano più l'acqua. Sono venuto a vedere stamattina, ho visto sto disastro perché era stamattina che lavoro. Aveva memoria di episodi del genere? No, con queste cose qua no. Ora vediamo a Pederobba, la frazione di Levada, quella che ha subito i danni maggiori. Piazza
San Michele, Levada di Pederobba, una decina le famiglie colpite dall'esondazione del Nasson. In questa stradina privata a ridosso dei vigneti la situazione più grave a casa Peruc. Arriva l'acqua, quando mi sono accorto era tutto allagato, basta. In questo seminterrato che ha dentro? Casa veniva giù da là, cioè era fino in alto là, poi tutto allagato fino alle scale. Guardi, io ho avuto tanta di quella paura, un incubo, perché la vedevo sempre salire e non scendeva mai, veniva da lì e non finiva mai, finché non sono arrivati logicamente quelli della protezione civile. Avete avuto paura anche per la vostra incolumità? Sì, io sì, sinceramente sì. Sì. tutta sta roba qua, tutta che roba là che era tutta allagata, tutta sta roba qua, e dopo dentro di là che ne è una cucina, che ne è taverna, divani, tutto quanto qua. Un sacco di danni? Vedere danni, penso di sì, tanti. Una notte da incubo che mi ha preoccupato alla grande, nel senso che mai mi avrei aspettato una cosa simile in questa frazione, che è sempre stata tranquilla e non toccata da eventi simili. Adesso abbiamo fatto appello a tutti i cittadini che sono stati colpiti da questo evento di fare una conta di danni in modo tale di vedere in che modo possiamo andare incontro alle esigenze che dobbiamo andare a verificare assieme. Luigi Durighello e la moglie Tullia sono stati svegliati dai colpi sul portoncino di casa mentre l'acqua stava ormai entrando. Piano sotto era allagato, ne aveva un 10-15 e anche. Ora sono arrivati aiutanti qua, per fortuna, poi insomma. Però adesso ho dovuto mettere tutti i mobili, quel rialzo, perché sennò fa muffa. Davanti mi arrivava il ginocchio. E qua era più bassa perché c'era il portone chiuso, ho fatto per aprirlo e sta una bomba che venisse dentro. Aveva paura che mi venisse dentro in casa, perché in casa le più brutta quando che viene in casa. E dove è arrivata? Le arrivava fin qua, poi è andata entro per là, entro per di là e basta, dopo non ha più piovere, si è fermata e è andata dove. Noi questi scoli che noi sarà fatti a modo ben fatti. Nel male una nota positiva che tutti sottolineano: la grande solidarietà tra i residenti, ragazzi e adulti, scesi in strada nella notte a dare una mano, come ha documentato nelle sue foto Annalisa Durighello. Tutti praticamente gli abitanti di questa zona, ma anche gente che comunque abitava più in là, è arrivata ad aiutarci, hanno messo tutte queste tavole, niente, erano tutti in piazza, ci siamo dati una mano, è stato bello comunque vedere anche comunque tutto il paese così, che si dava una mano non solo quando c'è la sagra, non solo quando c'è la festa delle contrade, ma comunque tutti qui fuori insieme, grandi. E ora nel prossimo servizio le immagini impressionanti di questa notte. Guardate che macello! Esondazione torrente Muson. Guardate le auto. Melma e fango che scendono ovunque. Cominciano così, con immagini impressionanti attorno alle 20, la serata e la nottata più lunghe per interi paesi della Castellana e dell'Asolano. Cornuda, Monfumo, Maserca, Rano San Marco, Pederobba, ma è soprattutto tra i primi due comuni che inizialmente il disastro assume proporzioni di emergenza. Il nubifragio, una vera e propria bomba d'acqua, si abbatte in pochi istanti. Inizia a piovere poco dopo le 19, in un'ora è l'inferno. I torrenti si ingrossano, gli argini cedono, acqua e fango esondano, riempiendo strade, case e campi. Muson e Rubianco, i torrenti diventano laghi e invadono tutto. È un disastro. Guardate. La pioggia continua, poi smette di cadere, ma in alcune zone l'acqua comincia a rifluire svelando tappeti di fango. Mai visto, mister compagno? È proprio un disastro questo. Ma non è finita, poco dopo le 21:30 l'emergenza coinvolge anche la località di Villa Raspa, sempre nel comune di Cornuda, e la località di Levada, nel comune di Pederobba, dove la massa d'acqua si sposta facendo tracimare un altro canale, il Nasson. A Maseri intanto, sotto i colpi del maltempo, crolla anche una parte della cinta muraria di Villa Barbaro, capolavoro palladiano inserito nel patrimonio UNESCO dell'umanità. Le chiamate ai vigili del fuoco non si contano, decine e decine di abitazioni con problemi. Fortunatamente non si registrano danni a persone, tranne per il caso di una ragazza scivolata malamente a Cornuda e finita all'ospedale con ferite lievi.
I vigili del fuoco con numerose squadre in campo, la protezione civile, i sindaci dei territori coinvolti, ovunque si lavora per tutta la notte per cercare di ripristinare un minimo di normalità. Si cerca di tornare alla normalità, ma è dura, mentre si comincia a stilare una conta dei danni tutta da calcolare tra abitazioni, attività e colture perdute. Un maltempo che non dà tregua e che fa guardare con inquietudine il cielo ogni volta che cala la sera. E il Veneto è ai vertici della classifica per il consumo di suolo nel 2017. Quanto emerge dal dossier dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nella nostra regione si è assistito a un aumento del 12,35%, seconda regione italiana dopo la Lombardia, ma al primo posto per incremento di ettari, più 1134. A livello nazionale la superficie naturale è stata ridotta di altri 52 km e quasi il 25% della cementificazione avviene in aree soggette a vincoli paesaggistici. I fatti, attacca il PD regionale, battono ancora una volta la propaganda della giunta Zaia. Per fermare questa deriva, spiegano i consiglieri Dem, servivano scelte diverse, non la legge approvata nel giugno dello scorso anno. Il consumo zero al 2050 resta un libro dei sogni. Domani il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sarà a Roma per guidare la delegazione trattante sull'autonomia e quindi l'incontro con il ministro Erika Stefani. Parte ufficialmente la trattativa. L'autonomia come una corsa, una finale olimpica, e allora manteniamo fino in fondo la metafora. Il referendum del 22 ottobre, il plebiscito del sì, quella è stata la discesa in pista dell'atleta veneto. La preintesa con il governo in scadenza? Quello è stato il riscaldamento. Dal 4 marzo in poi l'atleta si è tolto la tuta, ha indossato la pettorina, ha fatto gli ultimi esercizi di stretching, allenato dal pool di esperti messo in piedi per guidare il Veneto verso il traguardo. Ma quello di domani è un momento chiave. Ora le 16, luogo Ministero degli Affari Regionali, via della Stamperia 8 a Roma, la nuova casa di una veneta doc come il ministro Erika Stefani. Domani infatti le delegazioni trattanti della Regione e del Dicastero avvieranno formalmente i negoziati per l'intesa sull'autonomia del Veneto. La metafora prosegue, questo è il colpo dello starter, la corsa inizia. Abbiamo presentato la legge di fatto per l'autonomia, quindi noi siamo pronti a sottoscriverla. Penso che sia verosimile che questo governo possa nel giro di qualche mese portarci alla sottoscrizione e all'approvazione in Parlamento. La legge ad hoc è stata preparata e presentata. Il Veneto vuole creare un innovativo percorso istituzionale che preveda la stipula di un'intesa tra governo e regione per una legge delega che dettagli ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per tutte le 23 materie previste dalla Costituzione. 9 mesi dopo quelle urne da oltre 2 milioni di sì, con l'avvio formale del negoziato, si parte ufficialmente. Obiettivo arrivare entro il 2018 al traguardo, magari giusto in tempo per festeggiare un anno dal referendum. Ma se sarà una gara di velocità o di mezzo fondo, questo spetterà al governo. Altro nodo domani, quello della legittima difesa, lo fa sapere il senatore leghista Andrea Ostellari. Domani in Commissione Giustizia del Senato finalmente, dice, comincia l'iter legislativo della proposta della Lega che prevede il sacrosanto diritto di difendersi all'interno della propria abitazione privata, lo fa sapere attraverso i social il senatore Ostellari. Firmato invece questa mattina a Palazzo Balbi il piano strategico triennale per la sicurezza sul lavoro annunciato nelle scorse settimane dal governatore Zaia. 30 nuovi ispettori Spisal da assumere entro l'anno e un aumento dei controlli nelle aziende del Veneto, almeno 400 in più rispetto al 2017. Sono le prime 2 misure immediatamente operative contenute nel piano strategico regionale per la sicurezza sul lavoro. Il piano è stato firmato in mattinata a Palazzo Balbi da Regione, sindacati, associazioni datoriali e tutte le istituzioni coinvolte. Tutti gli interlocutori del territorio hanno firmato questo accordo che non è un documento di intenti ma è proprio operativo, misurabile partendo dal fatto ad esempio che la Regione assumerà 30 nuovi controllori dello Spisal, che si farà formazione, che si metteranno in contatto i nostri controllori con i responsabili aziendali, che andremo nelle scuole in ogni ordine e grado a parlare di sicurezza nel lavoro. Abbiamo avuto 33 morti dall'inizio dell'anno, una media di una cinquantina di morti all'anno e vogliamo abbandonare questo primato. In termini assoluti il numero degli incidenti sul lavoro in Veneto dal 2000 a oggi si è dimezzato, ma sono in aumento quelli mortali. La media è di 50 all'anno, con un trend preoccupante nel 2018. L'obiettivo, spiega il presidente veneto Luca Zaia, è portare questo numero a zero. Abbiamo anche istituito dei tavoli di monitoraggio per cui 30 lavoratori nuovi, controllori dello Spisal, o li assumi o non li assumi.
E poi abbiamo un dato misurabile che è quello del numero dei morti. Deve calare il numero dei morti, visto considerato che la media veneta è di una cinquantina di persone che perdono la vita ogni anno lavorando. Il tavolo istituzionale per la sicurezza del lavoro convocato dal presidente Zaia si era riunito per la prima volta pochi giorni dopo il terribile incidente alle acciaierie venete di Padova. 2 mesi di lavoro di tutti i soggetti coinvolti hanno portato al piano firmato oggi. Evitiamo toni trionfalistici, perché quello che abbiamo di fronte agli occhi sono più di 40 morti sul lavoro in questa regione. Questo è il primo miglio di un percorso lungo, tutto da fare, e oggi iniziamo nella direzione giusta. Il piano dà tutta la possibilità di investire in risorse umane, informazioni, in conoscenza e cultura sulla prevenzione a partire dalle scuole elementari, alle scuole medie, alle scuole superiori. C'è bisogno di un grande passo in avanti per salvaguardare vite umane. Questo è un giorno importante, adesso bisogna lavorare sulle commissioni, cioè sui tavoli dove dovremo applicare questo accordo, e questo è l'aspetto più importante. Giovedì scorso era riuscito a farsi eleggere capogruppo della Lega in Comune a Verona al posto dell'onorevole del Carroccio Vito Comencini, mossa non perdonata dai vertici nazionali, cioè del Veneto, che ieri sera per il militante Mauro Bonato hanno scelto l'espulsione dalla Lega. Ne dà notizia il segretario Gian Antonio D'Arè, perché il blitz di Bonato era avvenuto senza coinvolgere i consiglieri comunali, il segretario veronese Tosato e il commissario Nicola Finco. Ora il PD ne approfitta per attaccare la maggioranza del sindaco Sboarina per le tensioni interne. Torniamo alla cronaca. Il cadavere di un uomo di circa 40 anni, del quale al momento non è stata resa nota l'identità, è stato trovato stamani da un agricoltore a Pozzoleone. Il corpo stava in un canale che costeggia la strada. L'agricoltore ha chiamato la polizia locale e i carabinieri, che sono giunti sul posto assieme a un'ambulanza del SUAM 118. I sanitari non hanno potuto che accertare il decesso, risalente a molte ore prima, e per diverse ore la vicenda ha avuto i contorni di un giallo, visto che l'uomo indossava pantaloncini corti e una maglietta ed era senza documenti. Poi la svolta: a circa mezzo chilometro dal ritrovamento del corpo è stato trovato un casco da motociclista appoggiato sull'erba. L'ipotesi fatta dagli investigatori è che l'uomo possa essersi tolto il casco nel tentativo di recuperare la sua moto finita in acqua dopo un incidente, ma sarebbe scivolato sulla sponda del canale sbattendo la testa per poi annegare. La corrente l'avrebbe trascinato a valle sino al luogo del ritrovamento di cui dicevamo poco fa. Proseguono invece intanto le indagini sull'attentato a Dario Gervasutti, il giornalista del Gazzettino. Sapete, hanno sparato nelle scorse ore di notte alla volta della sua abitazione. Unanime la solidarietà manifestata al giornalista e la condanna per quanto è accaduto. 5 colpi di pistola nitidi, sparati a distanza ravvicinata, più o meno una ventina di metri, e in sequenza rapida. Ci siamo svegliati immediatamente convinti che fosse una rapina o uno scambio di colpi tra banditi, e invece mio figlio è uscito dalla camera dicendo: ci hanno sparato in casa. Proseguono a tutto campo le indagini delle forze dell'ordine sull'attentato all'abitazione del giornalista Dario Gervasutti. La prima pista è quella legata alla sua professione, ma in questa fase delle indagini, che rimangono comunque avvolte nel riserbo, gli inquirenti non possono escludere altri moventi. Per ora restano intanto quei buchi di proiettile che hanno crivellato il muro esterno dell'abitazione del giornalista. Alcuni hanno centrato la finestra della camera di uno dei figli, infrangendo il vetro e conficcandosi sulla parete. Sono stati attimi di terrore, le conseguenze degli spari potevano essere drammatiche. Acceso la luce, ho visto 2 colpi sul soffitto, uno sul muro a 1 metro dalla testata del letto di mio figlio e uno conficcato nell'armadio. L'attentato all'ex direttore del giornale di Vicenza, ora nell'ufficio centrale del Gazzettino, ha destato una profonda sensazione non solo a Padova. Solidarietà al giornalista e condanna per l'attentato sono arrivate da tutta Italia, dalla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati al Ministro degli Interni Matteo Salvini, assieme a deputati e senatori di tutti gli schieramenti politici. Solidarietà e condanna sono poi arrivate dalla Regione Veneto attraverso il governatore Zaia e il Presidente del Consiglio Ciambetti, la Presidente dell'Anci del Veneto Maria Rosa Pavanello e il Sindaco di Padova Sergio Giordani, Massimo Finco, Presidente di Assindustria Veneto Centro, e Cristian Ferrari, Segretario Generale della CGIL del Veneto, oltre a tutto il mondo della stampa. Spero che siano vicinanze eccessive, nel senso che appunto spero che si sia trattato di un errore. Ci fermiamo per qualche istante, poi vi racconteremo di un tentato omicidio.
Torniamo in diretta, aggressione ieri sera a Chioggia, un uomo di 42 anni è stato colpito più volte con un coltello. Soccorso dei passanti, è stato trasportato in ospedale, poche ore dopo è stato fermato dai carabinieri di Chioggia per tentato omicidio il suo aggressore. Colpito più volte da alcuni fendenti, è rimasto a terra ferito un 42enne di nazionalità marocchina aggredito nella centralissima Borgo San Giovanni a Sottomarina ieri sera. L'uomo che lo ha accoltellato si è subito allontanato facendo perdere le tracce. Una fuga durata poco perché nella tarda mattinata è stato fermato. Si tratta di un egiziano di 37 anni regolare in Italia e dipendente di una pizzeria proprio vicino al mare. Secondo gli investigatori l'uomo avrebbe tentato di lasciare la città, si era recato dal suo datore di lavoro nel locale per prendersi una parte della liquidazione, ma non ha fatto i conti con i militari dell'Arma che lo hanno aspettato. Quando è arrivato è stato subito bloccato. L'aggressione è avvenuta in serata. Alla lite furibonda scoppiata tra i due hanno assistito alcuni cittadini che immediatamente hanno chiamato i carabinieri di soccorsi. Quando i militari sono arrivati, il 42enne era ancora cosciente e sarebbe stato proprio lui a fornire importanti indicazioni per individuare l'aggressore. I due si conoscevano bene, erano coinquilini. La lite sembra per futili motivi poi degenerata con l'accoltellamento. L'arma non è ancora stata trovata. Il 42enne, operaio in un cantiere, è stato portato in ospedale e ricoverato in prognosi riservata. È stato raggiunto da 3 fendenti al torace, al fianco e al braccio. Un'aggressione maturata per motivi personali. Importante la collaborazione avuta dai cittadini che hanno subito allertato i carabinieri durante la lite. Le indagini continuano per ricostruire l'esatta dinamica. A Padova invece il rapinatore finisce in manette grazie all'utilizzo delle telecamere dell'abitazione della Presidente del Senato Casellati. Riconosciuto e arrestato anche grazie alle telecamere dell'abitazione della Presidentessa del Senato, Elisabetta Casellati. Anduel Tosca, 35 anni, pizzaiolo disoccupato, sarebbe l'autore delle 2 rapine avvenute la settimana scorsa in pieno centro storico ai danni di 2 uomini. Ha scelto però una delle zone più videosorvegliate di Padova, l'abitazione della Presidentessa del Senato. Sono state particolarmente utili perché ci hanno consentito di individuare il soggetto prima della consumazione di un evento, per cui abbiamo visto come si è mosso, ovvero che stava camminando su marciapiede opposto a quello della vittima con direzione opposta, quindi marciapiede opposto e direzione opposta. Quando ha visto che il soggetto, che lui, che probabilmente per ragione dell'età poteva essere interessante, ha attraversato la strada, ha iniziato a seguirlo e poi l'ha colpito. Gli uomini della questura a casa di Tosca hanno trovato in tutto 5 cellulari e i vestiti indossati durante le aggressioni e i tentati prelievi a uno sportello bancomat di via Aspetti con la tessera di uno dei 2 uomini aggrediti. L'arrestato dice di non ricordare nulla e che non era in sé quella sera, però nelle immagini registrate al bancomat si nota che proprio perché a conoscenza della presenza di telecamere fosse passato a casa in via Dini a cambiarsi. Merito quindi di più immagini ricavate da più telecamere, ma in questa brutta storia fatta di botte, di un uomo all'ospedale per 360 euro, di disoccupazione e di droga, va dato merito anche a quei padovani che assistendo alle aggressioni hanno subito chiamato il 113. In via Euganea un medico residente, sentite le grida, è anche sceso in strada a soccorrere uno dei rapinati. La procura della FIGC guidata da Giuseppe Pecoraro ha chiesto una dura penalizzazione per il Chievo con la conseguente retrocessione in Serie B, 15 punti da scontare nella stagione 2017-2018, ovvero con valore afflittivo. Se la richiesta avanzata al Tribunale Federale Nazionale nel processo per le plusvalenze fittizie che vede coinvolto anche il Cesena fosse accolta, porterebbe il Chievo alla retrocessione in Serie B. I Veneti avevano chiuso il campionato con 5 punti di vantaggio sull'ultima delle retrocesse, ovvero il Crotone. La penalizzazione di 15 punti nasce dalla richiesta di 5 punti per le 3 stagioni al centro delle presunte plusvalenze fittizie. Per il presidente del Chievo, Luca Campedelli, sono stati chiesti 36 mesi di squalifica. Adesso vi ricordo l'appuntamento con la prima serata di Antena 3, questa sera c'è 20:10, alle 20:10 parleremo di come difendersi dalle bollette con Stefano Busolin, presidente di Ascotrade, e Walter Ricobon, presidente della T-Consum Treviso Belluno. Poi alle 21:15 c'è Diversamente Veneto. È tutto per questa edizione, adesso le previsioni meteo per le prossime ore. Ben ritrovati al meteo. Splendida giornata di sole sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di mercoledì 18 luglio.
Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque. Sulla nostra regione infatti sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole. Possibili soltanto degli isolati temporali pomeridiani sui rilievi del Bellunese, ma generalmente di debole intensità. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 34 gradi. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà in prevalenza asciutto e stabile, con ampio soleggiamento su tutti i settori, salvo per occasionali rovesci al pomeriggio sui rilievi. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 29 e 32 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà il sole a farla da padrone, con cielo sereno o al massimo velato un po' su tutti i settori. Tuttavia, col passare delle ore non si escludono degli acquazzoni sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 30 e 33 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.